A proposito di Isola, buonasera. A proposito di Isola, io non la sopporto più. Per anni i leghisti hanno degradato e devastato lo Stato, hanno usato espressioni scurrili contro il tricolore, hanno abbaiato contro l'unità nazionale. Bossi da ministro ha usato il dito medio e le pennacchie per esprimere i suoi alti pensieri. Hanno berciato frasi xenofobe e razziste contro i meridionali e gli immigrati. Hanno minacciato di sparare ai giudici. Volevano prendere le impronte digitali ai bambini rom. Si rifiutavano di dar da mangiare ai bambini nelle mense scolastiche perché i loro genitori erano quasi tutti extracomunitari che non potevano pagare la mensa. Insomma, espressioni e metodi da partito xenofobo e razzista. Senza dilungarmi poi al cosiddetto familismo amorale di Bossi, da cui emergono fatti da imbarazzare chiunque abbia un minimo di senso etico, di etica pubblica. E questi fatti che vi ho appena elencati sono una minimissima parte delle prodezze di cui ci ha fatto assistere in questi lunghi 20 anni la Lega Nord per l'indipendenza della Padania. Ebbene, un partito con questo background la scorsa settimana si è superato. Il suo assessore regionale Seganti ha deciso di togliere il finanziamento al film del regista che il regista Marco Bellocchio sta girando in regione, ispirato alla vicenda di Beppino e Eluana Englaro. Una storia tragica che ha diviso il mondo civile, politico e religioso. E quale stupido escamotage ha escogitato l'assessore leghista Seganti per scippare i 130.000 euro assegnati dalla Film Commission del Friuli Venezia Giulia, una commissione regionale che assegna dei fondi per sostenere dei film basati sulle storie locali e girati in regione? Ha dirottato in un altro capitolo i fondi destinati a questo organismo regionale, lasciando così la commissione senza un euro, bloccando così di fatto il finanziamento al film di Bellocchio, ma anche ad un film che sta rigirando in regione, il premio Oscar Tornatore, a cui erano già stati assegnati altri contributi. La Seganti giustifica questo abuso perché di questo si tratta, perché aveva l'obbligo di far rispettare l'ordine del giorno votato in Consiglio regionale, in cui veniva chiesto che il film di Bellocchio non venisse finanziato dalla Film Commission, perché quest'opera cinematografica si ispirava alla vicenda di Eluana Englaro e della sua morte avvenuta in una struttura sanitaria privata di Udine. Una bugia colossale, una stupidaggine. Un ordine del giorno non ha forza di legge. Spesso in Parlamento e nei consigli regionali in cui si legifera, gli ordini del giorno votati a maggioranza non vengono presi in considerazione, non vengono rispettati. Serve pure ricordare che la Commissione regionale che decide quali film sostenere economicamente è un organismo del tutto autonomo rispetto alla Giunta e al Consiglio regionale e che di conseguenza nessuno può interferire sulle sue scelte. Invece la Seganti è entrata a gamba tesa anche se sapeva che stava violando le regole. Ma chi se ne importa? L'importante è dimostrargli agli elettori contrari alla scelta dei magistrati di lasciare andare al proprio destino la povera Eluana, che la Lega è con loro, che la Lega è per la vita. Questo è il suo spudorato messaggio. Questa stessa Lega che non rispetta i diritti umani, che ha lasciato morire donne, uomini e bambini sul canale di Sicilia quando li respingeva, mandandoli a morte certa verso la Libia di quel macellaio di Gheddafi. In questo caso diventa paladina della vita umana. Quanta ipocrisia, quante facce di bronzo. E poi il presidente Tondo, cuor di leone, che a suo tempo si era battuto per far cessare l'inutile accanimento terapeutico su Eleana. Su questa scelta dell'assessore Seganti dichiara pilatescamente: ci sono cose più importanti che finanziare film in questo momento. E qui mi fermo. Poi il clamore su questa vicenda esplode, Tondo cambia tono e dice: ci metterò le mani, bontà sua. Questa è la politica politicante. Per avere delle possibilità di venire rieletto presidente nel 2013, Tondo deve avere il sostegno della Lega e pure dell'UDC, e così non si è fatto scrupolo nel difendere la scelta della Seganti. Per una sua rielezione si è rimangiato quello che gli dettava a suo tempo la sua coscienza e il suo passato di laico socialista. Questi sono metodi che allontanano sempre più i cittadini dai partiti e dalla politica, quando non ci si fa scrupolo a rispettare le proprie convinzioni. Per un pugno di voti l'elettore che ha ancora una visione alta della politica si allontana da questa che è solo miserabile, mentre invece chi è meno preparato, chi segue distrattamente la vita politica e sociale del paese o della nostra regione, segue il pifferaio magico di turno che gli offre soluzioni facili per problemi molto più complessi. Arrivederci a mercoledì prossimo.